Infiltrazioni mafiose, atteggiamenti mafiosi, camorra. La malavita avrebbe messo le mani sul Veneto orientale da Bibione a Cavallino Treporti e l'avrebbe fatto attraverso il mattone. Un boom edilizio che in 20 anni ha compromesso il 36% del territorio, trasformato in usi urbani e infrastrutturali. Una sovrapposizione edilizia che ha cancellato 11 chilometri di costa. Dati contenuti tutti nel nuovo dossier dell'Osservatorio Ambiente e Legalità che punta il dito proprio su un'urbanizzazione sfrenata di quelle aree. Un territorio, quello del Veneto orientale, non scelto a caso. Lì abbiamo avuto una escalation edilizia di proporzioni enormi, lì abbiamo degli interessi economici molto forti legati alla stagione balneare, lì abbiamo un presidio del territorio da parte della politica e della società civile molto meno denso di quello che potrebbe esserci nel Veneto centrale e nelle grandi città, e quindi è una zona che è un po' lontana dai riflettori. Zona che negli anni ha visto stabilirsi sorvegliati speciali e si sono avuti catture di latitanti. Il fatto che da diversi anni, qualche decennio, vi sia stato l'insediamento attraverso magari soggiorno obbligato nel nostro territorio di famiglie che provengono dalla Campania o da altre regioni d'Italia, e questo ha favorito poi anche lo sviluppo di attività nel campo edilizio, dove si ritrovano i nomi. Già nel 2003 la Commissione parlamentare antimafia rilevava che in provincia di Venezia c'era la presenza di 20.000 soggetti di origine campana e un centinaio con posizioni individuali, diciamo così, con profilo di stranezza. Uno stile, quello mafioso, che sarebbe stato usato recentemente anche per intimidire il primo cittadino di Caorle e alcuni consiglieri comunali, tra cui anche Marco Favaro, in merito all'intenzione di rivedere il progetto edilizio del villaggio delle Terme. Un'urbanizzazione, compravendita immobiliare ed edilizia, settori legati indissolubilmente con le decisioni politiche dei vari comuni, un volume d'affari appetibile in un litorale che 3 mesi all'anno vede la presenza turistica di 30 milioni di persone. C'è un giro d'affari che richiede una forte attenzione da parte di tutti, da parte degli amministratori in primis, perché ad approvare piani regolatori gonfi di metri cubi, gonfi di edificabilità, si rischia veramente di trovarsi la malavita senza neanche rendersene conto in casa. In questa situazione già difficile viene oggi a mancare, perché è scaduto il protocollo di legalità firmato 2 anni fa dalla Regione Veneto, strumento voluto proprio per cercare di stroncare tale tipo di infiltrazioni.